Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il rapporto annuale dell'Istituto della Previdenza Sociale per l'area Sardegna evidenzia come nel 2022 l'indice di vecchiaia nell'isola superi di oltre 2 punti percentuali quello nazionale, con circa il 26% della popolazione composta da over 65 e con un rapporto tra decessi e nascite che nel decennio 2011-2022 è passato dal più 22% al 128%. Nella relazione del direttore regionale si sottolinea che l'indice di longevità della Sardegna si colloca tra i più alti del paese e che il saldo tra immigrati ed emigrati risulta sostanzialmente equivalente. Emerge evidente il quadro non solo di un progressivo depauperamento della popolazione, ma anche di un costante invecchiamento della stessa, con esigenze specifiche cui l'istituto è chiamato a far fronte. A ciò si aggiunga la disomogenea distribuzione della popolazione, che vede il 48% concentrato nell'area di Cagliari ed il restante polverizzato su un territorio che per estensione rappresenta la terza regione italiana e che conseguentemente richiede un notevole impegno da parte dell'istituto in termini di presenza. L'INPS nel 2022 ha erogato sostegno economico a quasi la metà della popolazione residente. Apriamo questo speciale dedicato al rapporto rendiconto annuale dell'INPS con il direttore regionale Ciro Di Bernardo. Abbiamo ascoltato nel corso della sua relazione questo grande problema che sta accompagnando la Sardegna, una denatalità che ci ha portato in 10 anni a oltre il 100%, 128% della negatività. Diciamo sì. Allora, in effetti l'attività dell'istituto non può prescindere anche da quello che è il contesto sociodemografico. La Sardegna è una regione che presenta un indice di vecchiaia, così come il resto d'Italia, il resto della vecchia Europa, ma superiore del 2% rispetto alla media nazionale. È una regione che ha visto diciamo così, aumentare il saldo a differenza tra natalità e mortalità dal circa 23% del 2011 al più 128% sia del 2021 sia del 2022. La tendenza è quella verso diciamo così, un depauperamento della popolazione che si riduce e invecchiamento della stessa, è evidente, con esigenze che sono diverse rispetto a quelle che sono altre realtà. Tra le altre cose, ed è fattore rilevante, con pensioni mediamente inferiori al resto dell'Italia, di circa il 20%, il che nasce da una base, da un tessuto socio-economico che è fatto da piccole imprese, artigiani e così via, quindi carenza di grosse aziende e quindi in genere retribuzioni medie più basse, quindi pensioni più basse. Mi scusi se la interrompo. Sempre nella sua relazione ha sottolineato un altro particolare che è unico della Sardegna a livello nazionale. Un territorio molto grande, per estensione la terza regione d'Italia, squilibrata perché verso il sud, verso il capoluogo, vive la metà della popolazione. Sì, 47% per la precisione. Questo è l'altro fattore. È evidente che INPS in Sardegna deve seguire quelle che sono
logicamente garantendo l'omogeneità delle prestazioni rispetto al resto dell'Italia, ma ha delle problematiche specifiche. Essere vicino ai cittadini, una regione che vede la popolazione concentrata al sud e il resto disperso su una regione che per estensione è la terza d'Italia, comporta quelli che sono impegni e difficoltà che sono diverse rispetto a tantissime altre regioni. Se poi ci aggiungiamo, come dicevamo, che diciamo così, ringraziando Dio con il tasso di longevità che è il più alto d'Italia, però con un progressivo invecchiamento e depauperamento, questa polverizzazione diciamo così, comporta grosso sforzo per l'istituto, ma così come per patronati, così come diciamo così, tutto il tessuto, che è differente rispetto ad altri posti d'Italia. Ciò non significa che non si possa garantire comunque al cittadino quelli che sono dei servizi sempre migliori. Io parto da un presupposto: al di là della vicinanza fisica, ciò che deve interessare e interessa i cittadini è che la prestazione venga liquidata. Se io riesco a liquidare il giorno dopo la pensione, cioè io il giorno in cui vado in pensione ricevo la pensione, il cittadino ha bisogno relativo della presenza fisica dell'istituto, che comunque c'è, ed noi abbiamo, credo, il maggior numero di agenzie territoriali rispetto alla gran parte delle regioni d'Italia. Sarebbe bello poter essere vicini fisicamente anche al cittadino del più piccolo paese dell'interno della Sardegna, cosa che è evidente per economie di costo nella diciamo così, società attuale non è più possibile, per noi come per poste, banche o quello che sia. Quello che è fondamentale è garantire però la stessa qualità del servizio, gli stessi diritti, le stesse prestazioni a tutti, indipendentemente che siano quel 47% concentrati a Cagliari o il 53% dispersi su un territorio che è enorme. Questo ci siamo posti come obiettivo e speriamo di, diciamo così, riuscire a realizzarlo. In Sardegna ad oggi siamo a liquidazione per esempio delle pensioni entro i 30 giorni, che dice, al di là di alcune casistiche particolari, comunque di un miglioramento consistente rispetto a quello che era il passato. E dal direttore regionale eccoci al presidente del Comitato Sardegna dell'INPS. Che valutazione dobbiamo fare degli ultimi 12 mesi? Ma la valutazione che vogliamo fare, più che noi, e la valutazione dovrebbero farlo tutti gli interlocutori istituzionali, perché noi come comitato presentiamo il report per illustrare numeri, dati, problemi, fenomeni, tendenze. E la tendenza è che ci sia un paese che invecchia, che diventa più debole, più fragile e che ha necessità di welfare molto ma molto più insistente. Ecco, questo è, noi abbiamo voluto fare il rendiconto e presentarlo per avere l'opportunità proprio di offrire questi dati. Abbiamo concordato questa iniziativa con il Presidente del CIVE, dobbiamo ringraziare il direttore e tutto lo staff perché in poco tempo ci ha permesso di avere una mole di dati che poi, come vedrete voi stesso, verranno illustrati. Il nostro compito è quello di fornire i dati, di denunciare. Poi i decisori politici sono quelli che dovrebbero assumere le decisioni conseguenti per venire incontro e risolvere questi problemi. Il primo compito del comitato regionale era quello di mantenere la situazione che c'era, perché era previsto un ridimensionamento. Ecco, non solo c'è il ridimensionamento, però nel 2023 noi abbiamo avuto un ingresso, e questo grazie proprio all'insistenza che abbiamo fatto di nuovo organico, di una 70ina di unità, e porta certamente beneficio alla struttura dell'INPS nella Sardegna. Il direttore ha sottolineato un altro particolare, ci avviamo alle conclusioni della nostra chiacchierata, che riguarda i tempi, diciamo, di cottura di ogni pratica. Sì, siamo a una media abbastanza soddisfacente, diciamo che l'abbiamo sempre denunciato, che il 90% siamo nei tempi regolari, il problema è il 10% che rimane, perché quando il 10% rimane perché la pratica è complessa sono drammi e ci sono ritardi ingiustificati. Presidente, un'ultimissima cosa, per la prima volta dopo tanti anni sono diminuiti i disoccupati, ma a quel che risulta dai vostri rendiconti è aumentato in maniera vertiginosa il numero delle persone interessate alla NASPI.
Sì, però noi abbiamo superato gli ammortizzatori legati al Covid, c'erano 30 milioni di ore di cassa integrazione, non c'è più quella provvidenza. È chiaro che nelle situazioni di perdita di lavoro, di disoccupazione, le NASPI sono incrementate, cioè un po' vanno visti i numeri collegati l'uno con l'altro. Con il direttore dell'INPS e il presidente del comitato regionale abbiamo fatto un'analisi di quello che è la situazione Sardegna. Vediamo adesso qual è la situazione nazionale. È una situazione, parlando del 2022, in cui l'istituto ha visto migliorare un po' le condizioni, si è ridotta la cassa integrazione, abbiamo più lavoratori e imprese iscritte, sono aumentate le entrate contributive. E vi è anche una dinamica delle uscite, diciamo, sotto controllo, quindi anche il bilancio tutto sommato regge. Questo trend ha riguardato anche i primi mesi dell'anno in corso. Ora siamo in una situazione in cui alcuni segnali ci cominciano a preoccupare, di rallentamento per fattori soprattutto internazionali. Quindi l'istituto è solido, fa un'attività buona, gli indicatori di qualità migliorano, vi sono alcune situazioni che naturalmente vanno recuperate, però ci dobbiamo anche apprestare a una fase nuova che qualche problema in più forse lo determina. Nella fase nuova si parla di una forte diminuzione dell'impegno dell'INPS per il reddito di cittadinanza. Sì, ora siamo stati impegnati in questi mesi nel predisporre il SILS, che è uno strumento che dovrebbe favorire l'incontro domanda-offerta sul mercato del lavoro, quindi attività formative, nuove collocazioni. Quindi a fronte di una riduzione degli importi che erano prima garantiti sul reddito di cittadinanza, il quale strumento comunque era già in calo. Già nel 2022 avevamo, grazie alla ripresa, un minore impegno finanziario. Dal prossimo anno entrerà in funzione questo assegno di inserimento. La parte nostra sarà quella di garantire con puntualità l'erogazione delle risorse a chi ne ha diritto e dall'altra parte favorire, come abbiamo fatto appunto con questo strumento informatico, la possibilità di favorire attività formative e la ricollocazione delle persone che il lavoro non ce l'hanno. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Professor Francello, cosa accade? Stiamo riprendendo, intanto qui c'è un piccolo computer, forse un iPad, e lì c'è un altro computer. Lì c'è l'operatore più avanti che sta proprio operando su quello che è il simulatore di un camion da cantiere e da porto. Cosa succede? Esatto. Allora, succede che, come vediamo qui in basso, l'operatore ha indosso un occhiale che si chiama oculometro, che permette di individuare istante per istante dove punta lo sguardo e quindi come utilizza lo sguardo per guidare, quindi in che cosa concentra l'attenzione. Che vediamo in questo momento sta guardando davanti, poi a un certo punto l'ha spostato per vedere lo specchietto sulla destra. Siamo in autostrada. Siamo in autostrada perché si sta approcciando al porto, quindi noi siamo in grado di capire esattamente qual è il comportamento di guida, in questo caso dal punto di vista visivo. Nell'altro strumento invece è uno strumento che valuta lo stress, è uno strumento che si chiama Face Reader perché legge le espressioni del volto e attraverso le espressioni del volto riesce a valutare in che modo le condizioni, in questo caso esterne, atmosferiche, di traffico, di altra natura, condizionano lo stress di guida, vanno ad incidere sul comportamento e quindi sulla sicurezza anche stradale. Professor Francello, all'interno di queste valutazioni e speculazioni di altissima scientificità è nato Techlog, che è dove, oltre ad essere responsabile scientifico, è il secondo progetto tra tutti quelli finanziati dalla Regione attraverso il progetto ENI-CB-MED, e questa è una cosa molto importante che dobbiamo ribadire: la Regione praticamente è promotrice, attuatrice di oltre 4 milioni di finanziamento, mi corregga se sbaglio. Assolutamente, noi siamo il secondo progetto che ci vede capofila su un programma molto importante, perché ricordo che il programma ENI-CB-MED, che ha la Regione Sardegna come autorità di gestione, finanzia progetti di cooperazione tra la sponda nord e la sponda sud del Mediterraneo e quindi quanto mai in questo momento importanti per creare relazioni tra questi paesi. Il progetto Techlog è un progetto che mette insieme partner della Tunisia, della Spagna, del Libano, dell'Egitto e poi naturalmente noi italiani, siamo noi e la Camera di Commercio di Livorno. L'obiettivo è quello di individuare nel progetto Techlog degli standard di lavoro portuali uguali nei diversi paesi. In questo modo aumenta la competitività del Mediterraneo. Siccome siamo in un momento di mercato globale dove il Mediterraneo subisce delle concorrenze dei porti del nord Europa e di tanti altri porti, aumentare la competitività del Mediterraneo vuol dire aumentare la qualità della logistica dei diversi porti, e la Sardegna è un'isola che ha un porto molto importante come quello di Cagliari, significa aumentarne la competitività. Anche gli altri porti isolani avrebbero beneficio da un'attività quale la vostra? Assolutamente, pensiamo per esempio al porto di Olbia, al porto di Porto Torres o al porto di Golfo Aranci, ma tutti i porti sono dei porti merci. La merce in un porto è l'elemento essenziale e ne parlavamo anche ieri in un incontro che abbiamo avuto con il segretario generale dell'autorità di sistema portuale, dove dicevamo proprio questo: un porto vive di merci soprattutto, perché la merce si muove via nave, soprattutto in un'isola. Pensiamo che il 90% delle merci che arrivano in quest'isola arrivano via nave, quindi tutto ciò che guardiamo qui intorno è arrivato via nave, e quindi lo sviluppo di un'isola e lo sviluppo di un territorio dipende dal mare e dipende da come funzionano i porti. E quindi strumenti come questo possono servire a migliorare non solo diciamo, la qualità dei lavoratori che operano nel porto di Cagliari, ma pensiamo a Olbia, pensiamo dove abbiamo tantissimi semirimorchi che arrivano, è la porta principale d'ingresso dei semirimorchi nell'isola, così come Golfo Aranci, così come Porto Torres.
Teclog si avvia a conclusione, è un progetto triennale. Possiamo anticipare quale sarà l'ultimo step, quello conclusivo? Sì, anticipiamo il fatto che il 1° dicembre avremo qui a Cagliari l'onore di chiudere il progetto con la conferenza finale che terremo alla Aula Magna della Facoltà di Ingegneria. È un progetto che ci ha dato grandissime soddisfazioni perché i laboratori che voi vedete sono stati appunto finanziati col progetto Teclog, ma soprattutto abbiamo fatto lavorare insieme per la prima volta imprese della Tunisia, della Spagna, del Libano e dell'Egitto e italiane su una stessa piattaforma, su uno stesso progetto. Abbiamo creato quello che tecnicamente viene chiamato un living lab, ovvero sia un ambiente di confronto dove le imprese e il mondo della ricerca insieme trovano quelle soluzioni per poter migliorare intanto le condizioni lavorative, quindi parliamo di persone che lavorano, quindi parliamo di sicurezza, parliamo di miglioramento delle competenze e poi in generale miglioramento della competitività della catena logistica. Io sono Mattia Porta, collaboro con il CIREM e mi sono occupato della configurazione insieme a Genova, all'Università di Genova, della configurazione del crane e volevo giusto mostrarvi come funziona. Allora, questa simula la postazione di una gru del porto. Ok, e le funzioni sono di questo tipo. Qua all'interno c'è lo spreader che ha come funzione quella di andare a recuperare i container sopra le porte container, quindi un attimo che è abbastanza lento. Attraverso questo joystick possiamo decidere di mandarlo avanti, mandarlo indietro, destra, sinistra e come vedete possiamo muoverlo anche dall'altra parte. Adesso ha agganciato un container, sta andando ad agganciarlo. Sta andando ad agganciare, si sta muovendo verso l'imbarcazione e sta andando a agganciare un container. Ok, quindi si sta mettendo in linea. Con l'altro joystick è possibile portare in basso lo spreader. Insomma, andiamo proprio a prendere, come state osservando, andiamo a prendere un container dalla nave, quindi operazioni peraltro delicate con importanti risvolti di sicurezza, di competenza, di efficienza, anche nei tempi di svolgimento di queste operazioni che accadono un minuto dopo l'altro in tutti i porti del mondo. Ora ci stiamo agganciando al container, con questo tasto lo andiamo ad agganciare e lo possiamo portare in posizione per fare in modo che il camion trasporti il container nella sua destinazione. In questo caso ho sbagliato, è caduto. E questo verrà dal simulatore in caso avvenga un errore da parte dell'operatore, verrà riconosciuto come errore e quindi andrà a comporre le metriche anche di produttività che poi andremo a fine esperimento a misurare. Vincenzo Corazza, amministratore delegato del CTO che si occupa praticamente di gestire i movimenti in porto. Quali sono le ultime novità e qual è il frutto della cooperazione con il CIREM e il team del professor Fancello? Questa è stata una collaborazione molto significativa che ci ha dato la possibilità di vedere delle situazioni, di monitorare delle situazioni che altrimenti non avremmo potuto fare, perché noi ci siamo dedicati al lavoro puro e poi ci siamo dimenticati anche di prendere visione degli strumenti che ci consentono di misurare lo stato di stress, le condizioni di guida, le condizioni che poi sono dettate dalle condizioni meteo-marine, che sono importanti, perché poi stiamo parlando, lo diciamo a beneficio dell'ascoltatore, degli operatori portuali. Quindi di chi? Operatore portuale che si preoccupa di movimentare le merci dalla terra alla nave o dalla nave alla terra,
che incontra diverse problematiche che deve affrontare, soprattutto con l'esperienza. Qui invece stiamo cercando di mettere a disposizione del lavoratore, oltre all'esperienza, mettiamo degli strumenti che gli consentono anche di controllare il suo stato di salute, anche nel momento in cui sta operando. Ecco, quindi questo è un passo avanti sicuramente per la qualità delle attività che vengono svolte in un porto, per la qualità dei tempi di lavoro, per quelle che sono anche le richieste fatte dagli armatori e dalle situazioni che si vengono a creare di contorno. È un'economia in crescita, è un'economia produttiva, quanto può valere? Quali possono essere le prospettive? Le prospettive oggi sono un po' diciamo limitate. Per le note vicissitudini delle guerre, perché poi l'Ucraina a noi ci ha creato tantissimi problemi, perché molte materie prime provengono direttamente dall'Ucraina, oggi vengono approvvigionate da altri paesi e quindi ci ha comportato un rallentamento delle operazioni, diciamo, di movimentazione. Ciò nonostante siamo riusciti a tenere un trend abbastanza, diciamo, accettabile. Qual è la forza lavoro delle aziende che governa? La forza lavoro complessivamente, compreso l'indotto, perché poi ci sono autotrasportatori, agenti marittimi e quant'altro, è intorno ai 300 soggetti. Una quota molto significativa. Prima abbiamo accennato alla collaborazione legata alle innovazioni scientifiche e tecnologiche con il CIREM del professor Fancello. Qual è la sintesi? La sintesi è che noi abbiamo appreso tante di quelle cose che non avremmo mai immaginato di poter apprendere dallo studio. L'università ha dedicato molto tempo e poi ci coinvolge continuamente. Quindi noi ci siamo sentiti appagati da questa collaborazione che speriamo duri nel tempo e che ci porti a dover raggiungere dei traguardi che sarebbero stati impensabili, data anche la nostra situazione di lavoratori portuali. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte, miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Se lo scorso fine settimana erano stati protagonisti i sardisti con la convention della fiera campionaria, hanno rubato la scena politica gli esponenti di Fratelli d'Italia che festeggiavano il primo anno di attività del governo Meloni. C'è stata la conferma che il partito della Fiamma ha le idee chiarissime in vista dell'appuntamento con le regionali. Per Fratelli d'Italia, che comanda dall'alto del suo quasi 30%, c'è un solo candidato della coalizione di centrodestra, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. È contenta di questa sua Sardegna, questa giornata? Sono contentissima, quando riesco a tornare a casa per me è un momento di gioia, di festa, poi in questo caso specifico stiamo parlando di un momento anche certamente celebrativo di un anno di lavoro del governo, ma anche una riflessione su quello che dobbiamo fare, sottolineare che tante cose sono già state fatte. In un percorso di... Guarda, io non sono abituata a darmi dei voti, io credo che
le persone con cui entro in relazione debbano valutare quello che è il peso dell'attività che faccio io, ma in questo caso anche del governo. Mi sembra che ci sia un gradimento da parte degli italiani, che ci sia anche la consapevolezza che in questo momento stiamo facendo delle cose sicuramente difficili e complicate, compreso la manovra, anzi a iniziare dalla manovra di bilancio, che deve essere seria, prudente, attenta a quelli che sono ovviamente tutti gli equilibri, anche quelli internazionali, che in questo momento sono estremamente delicati. Io credo che gli italiani abbiano compreso che il governo ha come obiettivo appunto quello di spiegare la sua azione su un periodo di tempo che è quello della legislatura, andando a intervenire per definire quelli che sono dei percorsi di riforma che però non possono non tener conto ovviamente del contesto in cui si vanno a innestare. Nel corso di questo anno abbiamo già fatto dei passaggi importanti sull'autonomia differenziata. Per quanto riguarda il Ministero del Lavoro abbiamo approvato la legge delega anziani, adesso andremo a definire tutti i percorsi di attuazione attraverso i decreti, è una riforma importante. Abbiamo approvato con il decreto 1° maggio la riforma del reddito di cittadinanza, abbiamo iniziato il 1° di settembre il percorso con i nuovi strumenti e con il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. È una novità importante perché abbiamo separato le platee con l'obiettivo di intervenire in modo appropriato su quelle che sono delle situazioni che sono differenti. Da un lato ovviamente la tutela delle fragilità con il nuovo assegno di inclusione che partirà il 1° di gennaio del 2024 e poi invece un intervento per il lavoro, sul lavoro, con il supporto per la formazione e il lavoro, che è molto di più che un intervento a favore degli ex percettori di reddito di cittadinanza, che hanno sicuramente bisogno di essere sostenuti in un percorso di formazione e di riqualificazione, ma noi guardiamo a quello che è l'assetto generale del funzionamento del mercato del lavoro italiano, quindi l'obiettivo è quello di creare un sistema efficace di incrocio tra domanda e offerta di lavoro in un paese in cui sappiamo che invece finora l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro si è fatto attraverso quelli che sono i canali informali, quindi quelli delle conoscenze, quelli del proporsi direttamente all'impresa. Oggi abbiamo bisogno invece di far funzionare tutti quelli che sono i soggetti e soprattutto le informazioni, i dati che possiamo mettere a sistema dal mondo anche delle agenzie private per il lavoro. Tutti gli attori del lavoro devono portare un contributo e questo è quello che stanno facendo. La Sardegna ne ha un gran bisogno. Paolo Truzzu può essere il candidato ideale per governarla? Io chi sono per dire di no? Assolutamente penso che il sindaco di Cagliari abbia le carte in regola per dimostrare anche in altri contesti quello che è il suo sapere e soprattutto la sua conoscenza anche della macchina amministrativa. Poi le decisioni sono decisioni che attengono a quelli che sono anche gli equilibri di una maggioranza di centrodestra che deve fare le sue valutazioni e deve certamente individuare quello che è il candidato migliore, però io penso che in questo ci debba essere anche la consapevolezza che la Regione Sardegna ha delle specificità importanti, che bisogna sicuramente valorizzare ciò che si è fatto, che bisogna capire anche che cosa dobbiamo ancora fare come cittadini e come ovviamente soggetti che hanno responsabilità politiche per dare alla Sardegna una dimensione che poi per me è importante, perché al di là del fatto che qualcuno può vedere il nostro essere isola come momento anche di isolamento geografico, io penso che invece vada valorizzata la nostra centralità nel Mediterraneo. Io sono felice e orgogliosa di essere
sarda, lo dico ovunque incontro un sardo io gli chiedo sempre da quale paese provenga e soprattutto quali siano i suoi legami con la nostra terra, perché credo che da sardo che ha anche avuto l'opportunità e anche la necessità di muoversi tanto e quindi di lavorare fuori, poi ci sia in me la consapevolezza invece di quanto ancora noi possiamo fare per valorizzare questo nostro patrimonio, che non è solo un patrimonio storico-artistico che ha una sua valorizzazione turistica, ma possiamo lavorare moltissimo sul fronte delle nuove tecnologie e anche del fatto che oggi non è più necessario lavorare in un luogo fisico predeterminato, ma invece c'è la possibilità di poter lavorare in questi luoghi e poi di spiegare le nostre conoscenze in giro per il mondo. Signora Ministra, i sondaggi la stimolano o la preoccupano? Parlo dell'intera coalizione. Ma io penso sempre che i sondaggi siano un punto di riferimento di un'analisi e di una lettura che si fa al momento. Poi sono abituata anche a sapere che dipende da chi li fa, perché su dei temi specifici vedo sondaggi con risultati differenti, quindi bisogna anche, penso, leggere sicuramente questi dati in un contesto più ampio, capendo anche appunto chi fa il sondaggio come definisce anche il percorso di ricerca della percentuale del consenso, ma soprattutto io penso che sia importante invece investire tanto nella progettualità delle idee, perché è per questo che poi i cittadini misurano l'azione di governo e anche le azioni dei governi locali. Nel frattempo però il Presidente Solinas dice: io ho il diritto di ricandidarmi. Ma io penso che sia legittima anche questa posizione, cioè nel momento in cui il Presidente Solinas è un Presidente uscente, certamente se lui ritiene di riproporre la sua candidatura, come dicevo prima, chi sono io per dire di no, nel senso che questa è una operazione che poi si conclude in un accordo di coalizione, quindi sarà la coalizione poi a definire qual è il percorso più giusto. Io penso che tutti quanti abbiamo l'imperativo e anche per noi è importante dare ai sardi il miglior governo regionale possibile. Paolo Truzzu, una candidatura importante che in questa convention può essere messa, come dire, a terra, come si dice in questi tempi. Sarà il sindaco di Cagliari il candidato per il centrodestra alle prossime elezioni regionali? Ma innanzitutto qua siamo per parlare di politica e raccontare che cosa ha fatto il governo in questo anno di vita e come ha ben gestito il paese, e non parlare dei destini personali. Poi sul tema io, come ho sempre detto, faccio il sindaco di Cagliari, sono orgoglioso di fare il sindaco di Cagliari, sono anche orgoglioso che il partito abbia pensato al sottoscritto per poter guidare la regione, che ci aveva pensato Giorgia Meloni. Sono a disposizione, se dovesse ovviamente arrivare una richiesta lavorerò per mettere assieme non solo i partiti a livello nazionale ma anche i partiti a livello locale, perché ci deve essere una grande condivisione da parte di tutti. Però sino ad ora sono il sindaco di Cagliari, voglio continuare a farlo e vediamo che cosa succederà. L'orologio batte il tempo, quindi c'è da dare anche delle risposte ai cittadini, a tutti i sardi che auspicano chiaramente un percorso, una visione che possa apportare dei benefici. Da sindaco di Cagliari cosa trasferirebbe in una sua eventuale missione da Presidente della Giunta? Io credo che oggi noi abbiamo una situazione in cui il Paese, la Regione, le città hanno a disposizione una grande quantità di risorse per fare investimenti. Dobbiamo accelerare su questo, riuscire a spenderle bene, a garantire servizi di qualità ai nostri cittadini, fare qualcosa per i nostri giovani, badate che non significa risolvere il problema dell'emigrazione o dello spopolamento, ma comunque dargli l'idea che possano costruire un futuro nella loro terra, cosa che oggi manca. E poi i temi classici che conosciamo tutti, sanità e trasporti, sono oggi il tasto dolente sul quale si deve lavorare per rilanciare l'isola. L'hanno mai spaventato oppure incoraggiato i sondaggi? Io, diciamo, come dice qualcuno, i sondaggi sono quelli che si fanno nelle urne, non guardo i sondaggi che sono anche frutto molto spesso della situazione del momento contingente. Basta un fattore in quella settimana in cui si fa la rilevazione che può spostare alcuni punti percentuali.
Penso che prima dei sondaggi bisogna avere idee per governare la Sardegna, costruire un programma che sia condiviso dai cittadini, mettere assieme una coalizione che sia compatta sulle cose da fare. Se ci sono queste tre cose si può affrontare qualsiasi battaglia, sapendo che si può vincere e si può perdere, perché la vita è questa. Lei diceva prima, l'ha accennato e andiamo a concludere, che come dire, c'è una sorta di via libera da parte di Giorgia Meloni per una sua eventuale candidatura. Questo è un bel messaggio. Penso che sia il messaggio del frutto del fatto che Giorgia apprezza il lavoro che ho fatto, ci conosciamo fra l'altro da tempo, c'è una stima reciproca, quindi penso che questo sia sicuramente un bel messaggio. Per me lo è sicuramente e mi rende orgoglioso. Poi ci servono tanti altri ingredienti ovviamente. Questo è uno importante, ma ne servono tanti altri. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Onorevole, la Sardegna si appresta il 10 marzo, pare, insomma, a votare. Qual è lo stato d'animo? In che modo il centrodestra manda un messaggio e che genere di messaggio è per i cittadini? Il centrodestra manda il messaggio ai suoi elettori e ai cittadini che vorranno dare fiducia al centrodestra di una compagine che oggi è matura e adulta, che ha affrontato le sfide più difficili e più importanti che sono state quelle del governo, le ha fatto in Sardegna nel caso della regione, lo sta facendo con risultati estremamente positivi anche al governo della nazione e il messaggio che si manda è questo, che siamo la proposta politica più affidabile e più credibile. Paolo Truzzu può essere allo skill per poter essere il candidato ideale del centrodestra? Non sono certo io a dirlo, sono tutti gli elettori e i cittadini che lo hanno visto nel corso di questi ultimi anni amministrare la città di Cagliari, essere rappresentante nel Consiglio regionale, ha maturato esperienza, ha maturato capacità, è una persona che è figlio della militanza politica e quindi uno che dell'impegno quotidiano ne ha fatto un valore assoluto. Però ci sono sondaggi
Lì in che modo li vedi? Lo strumento del sondaggio è uno strumento molto delicato che va utilizzato con professionalità e con correttezza da parte di chi lo utilizza sia nelle argomentazioni sia nell'utilizzo delle previsioni. E io credo piuttosto che possiamo ritornare al concetto iniziale del fatto della credibilità della coalizione del centrodestra e dei suoi rappresentanti, che ha dimostrato di essere senza ombra di dubbio la proposta più credibile nel panorama politico sardo e italiano. La Premier Giorgia Meloni ha dato un parere positivo e anche personale sull'operato di Paolo Truzzu. È un'investitura che può andare lontano? È fuori da ogni dubbio che la figura di Paolo Truzzu è uno dei valori più importanti e degli investimenti più importanti che il partito in Sardegna ha, ecco perché è uno dei rappresentanti più autorevoli e importanti del nostro partito. Qual è il messaggio agli elettori? Il mio messaggio è quello di avere la pazienza di attendere il compimento di tutte le azioni che abbiamo messo in campo in questo primo anno di governo, perché il nostro obiettivo è un obiettivo di legislatura, quindi una legislatura che vorrà durare 5 anni. Con una prospettiva ancora più lunga, pertanto si abbia la pazienza di attendere il compimento di tutti quei programmi che sono stati impostati nel primo anno e che sono sicuro vedranno la luce nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni, oltre a quelli che si sono già visti. Senatrice, un momento importante di bilancio, di sintesi dopo un anno di governo, qual è il segno? Il segno è positivo per noi perché dopo un anno abbiamo un'Italia migliore, non abbiamo fatto tutto quello, anche perché abbiamo una prospettiva di governo di 5 anni, ma abbiamo fatto tantissimo con le poche risorse che avevamo e con la presenza del Ministro Calderone sicuramente andiamo a parlare di lavoro e delle scelte che il governo ha fatto, molto profonde, come ad esempio il taglio del reddito di cittadinanza. Sulle pensioni andremo sicuramente ad affrontare la tematica e col nostro Presidente di Commissione a parlare di trasporti e non solo, anche di comunicazioni, trasporti di terra e di aria. C'è da dire che gli altri parlamentari racconteranno quello che è stato fatto in quest'anno, che non è stato semplice. La Sardegna si sta un po' guardando attorno, abbiamo bisogno di avere certezze, di avere chiarimenti. Paolo Truzzu può essere l'uomo candidato a guidarla? Secondo me il centrodestra in questo momento non deve parlare di nomi, ma deve capire come vincere le prossime elezioni, perché è un risultato alla nostra portata, disegnando il modello di regione che vogliamo. Ma lei crede che da qui al 10 marzo ci sia il tempo per gli elettori abbastanza esausti da una condotta che non è stata soddisfacente, almeno così dicono i sondaggi, e lei crede che ci sia il tempo per gli elettori appunto per poter apprezzare questo vostro lavoro e avere il tempo di delineare un candidato? Io credo che ci sia assolutamente il tempo, perché quando agli elettori viene fatta una proposta credibile gli elettori rispondono. Emilio Serra, presidente regionale dei giovani di Fratelli d'Italia, un doppio compito perché il sindaco di Gesturi ha l'obbligo anche di guardare lontano, ha l'obbligo anche di essere forte con una visione forte. Qual è il momento? Beh, il momento è sicuramente rappresentato da una stagione di riscatto per la nostra visione del mondo, per questo gruppo di giovani che si oppone a una narrazione del mainstream che ci vorrebbe disinteressati dalla politica, lontani da pensare quale sarà il futuro della nostra terra. Noi ci impegniamo nelle scuole, nelle piazze, nelle università e anche nelle istituzioni, dove appunto con tanta formazione e tanto impegno cerchiamo di portare avanti i programmi e una visione di paese. A proposito di istituzioni, un suo collega, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, può essere il candidato della coalizione centrodestra. Qual è il suo pensiero? Io ho iniziato a fare politica nel 2017, Paolo è stato il primo ad accogliermi nella nostra sezione, secondo me sarebbe sicuramente una persona all'altezza di questo ruolo, una persona pronta ad affrontare le sfide future della Sardegna. Assessore, si delinea un fronte che sta tendendo a compattarsi nel centrodestra per dare agli elettori una possibilità chiara. Qual è lo stato dell'arte da qui al 10 marzo? Ma è chiaro che il centrodestra deve rimanere unito per vincere le elezioni regionali, in questo senso Fratelli d'Italia ha il dovere, visto che esprime il primo ministro ed è il primo partito di questa nazione, di guidare la coalizione verso le elezioni del 10 marzo.
Quale sarà il tipo di visione? Proviamo ad abbozzarlo, mancano diversi mesi. Cosa direte agli elettori, ai cittadini sardi? Ma abbiamo da raccontare che c'è ancora tanto da fare rispetto a quello che è stato portato avanti in questi 4 anni e mezzo di legislatura, ma soprattutto dobbiamo lavorare in unione con quello che sta facendo il governo nazionale, che sta cercando di rivoluzionare il paese. Quindi questo deve essere l'obiettivo, puntare a delle piccole rivoluzioni che consentano alla Sardegna di essere competitiva in Italia e nel mondo. Vi preoccupano, al contrario vi stimolano i sondaggi? Di solito a noi stimolano e soprattutto siamo abituati a non lavorare sulla base dei sondaggi, ma a lavorare su quello che gli elettori ci chiedono. Comunque le sfide ci piacciono, del resto altrimenti non avremmo creato un partito nel 2012 dal nulla, per cui non ci tiriamo mai indietro. Paolo Truzzo è il candidato ideale per guidare la coalizione? Fratelli d'Italia, se dovesse esprimere il nome, non potrà che essere quello di Paolo Truzzo. Salvatore Dida, Presidente della Commissione Trasporti, una convention che deve dire e vuole raccontare un modello di governo, un modello che da un anno guida l'Italia, con la Sardegna che si appresta a mettere in pratica quel che potrebbe essere. Cosa direte agli elettori? Che tipo di messaggio c'è da qui al 10 marzo? Che in quest'anno abbiamo posto il problema per esempio dei trasporti a livello nazionale e finalmente a livello nazionale anche nelle varie leggi di bilancio, nelle varie normative che si stanno studiando, si parla di continuità territoriale e soprattutto andare in Europa con un fronte unico per cambiare proprio le leggi che regolamentano sia i trasporti aerei che quelli marittimi. Il tipo di lavoro che si deve fare è impegnativo perché la Sardegna patisce criticità di vecchissima data, trasporti, aggiungerei anche sanità, spopolamento, immigrazione, i giovani da tutelare. C'è già un percorso ideale che avete immaginato per proporvi alla guida della regione come centrodestra? Sì, assolutamente, prima di tutto costruire e riavvicinare le istituzioni proprio a queste categorie, per esempio quelle dei giovani, per farci dire, farci raccontare quali sono anche le aspirazioni e soprattutto spiegare a loro quali sono le misure che vogliamo mettere in campo. Noi non penso che il politico debba fare il tuttologo, ma deve ascoltare per esempio le imprese per farsi raccontare quello per esempio che stiamo facendo, che bisogna abbassare il cuneo fiscale e il costo del lavoro se vogliamo veramente creare le imprese. O nel campo per esempio delle telecomunicazioni, che sono il futuro, dobbiamo aiutare le imprese ad investire soprattutto nella formazione. Paolo Truzzo può essere il candidato di questa coalizione? Paolo Truzzo è un esponente di primo piano dei Fratelli d'Italia. Se il partito riterrà anche nella coalizione di candidarlo presidente di regione, sappiano i cittadini che è una persona preparata e soprattutto che mette tutto a se stesso proprio per il bene della comunità. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta.
Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Ci sono i soci donatori e il Cagliari, campione d'Italia 1970, Albertosi, Reginato, Martinadonna, Zidoni, Mancini, Cera, Nicolai, Tommasini, Mario Bruniera, Nastasio, Cecepoli, Domenghini, Nenè, Gori, Greatti, Riva! 30 metri quadri di colori rosso-blu, 30 metri quadri che rappresentano Gigi Riva, icona senza tempo, eroe dello sport, del calcio mondiale, campione d'Italia, ed è qui all'Ansicora che è stato realizzato il murale dalla cooperativa Schizzo, da una matita pregiata, la cooperativa Schizzo, Giorgio Casu, è nato questo che sarà un ricordo indelebile, perché tutta Cagliari, tutta la Sardegna, tutti gli sportivi che amano il calcio e lo sport hanno un pensiero per Gigi Riva. Lui ancora campione, ancora modello di comportamento non c'è, ci sono i figli Mauro e Nicola, ci sono gli eroi dello scudetto, Tommasini, Greatti, c'è anche un pezzo di squadra che è arrivata subito dopo, Copparoni, Roccotelli, Quagliozzi, Bellini, insomma una grande festa che ha avuto il plauso anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha mandato un telegramma agli organizzatori, il comitato che ha da anni cercato di fare la statua e invece realizza il primo murale dentro Cagliari su Gigi Riva, una grande festa di sport e di memoria, cosa che non guasta mai. Qual è la tua emozione oggi che lo stadio Ansicora, dove tuo padre e quel Cagliari sono diventati grandi, celebra con un bel murale le epopee di Rombo di Tuono? Ma innanzitutto sì, ecco, l'uomo, perché le gesta sportive tanti hanno fatto qualcosa nel calcio, nello sport, però poi alla fine tutto questo affetto dopo 50 anni vuol dire che hai fatto qualcosa di grande anche come uomo. Io da figlio posso dire solo che la cosa della quale sono più orgoglioso di mio padre è il fatto che sia rimasto qua. Non mi piace più il calcio di oggi, come non piace più a lui. Sono contento che si possa ancora festeggiare queste persone, questi uomini, non solo mio padre ma tutti quelli che hanno partecipato. Erano in 15? I 16, esatto, i 15 più 1. E quindi sono davvero orgoglioso, mi ha dato tanto, ma lui è caratterialmente difficile, però ecco, è una persona davvero di una coerenza che è difficile da trovare, non l'ho mai sentito dire una bugia, non l'ho mai sentito scendere a compromessi e questo è per me l'esempio più grande e questo penso che anche i sardi l'abbiano capito e apprezzato particolarmente. Ricciotti Greatti, il regista di quel grande Cagliari, che momento è questo? All'ingresso del vostro stadio, Ricciotti, un murale per Gigi che ricorda anche tutti voi? Beh sai, è una cosa giusta prima di tutto, poi Gigi meritava tutto questo. Era una squadra completa, Gigi era il nostro finalizzatore, però tutto questo è una cosa molto ma molto piacevole. Mario Bruniera, una serata speciale, il murale ricorda Gigi Riva, ricorda quello a cui tu mettevi la palla dove a lui piaceva, ma ricorda tutto il Cagliari. Qual è la tua emozione? No, è grandissima, guarda, perché se non è che qui, come ho visto, si ricordano solo di Gigi Riva, però si ricordano di tutti, guarda.
Certo, lui l'abbiamo fatto diventare grandi, siamo stati noi 15, però come vedi c'è un amore sempre per noi, capito? Ascoltami. Dopo tantissimi anni avere questa soddisfazione è anche un po' un'emozione grandissima. Allora, a proposito dei tuoi assist, ricorda quella punizione, lui cosa ti aveva detto contro il Bari? No, con Gigi avevo già, insomma era tanti anni che giochiamo insieme, perché lui mi ha detto: Mario, quando ti vengo incontro la voglio lunga, quando parto che te me la devi, la voglio corta. Era già una tattica, lo facevamo in allenamento, l'abbiamo fatta molte volte, guarda, finalmente col Bari è venuto fuori il primo gol, che poi lui ha mandato via tutti, se guardi bene la televisione è venuto a abbracciarmi perché gliel'ho penalata lì sulla testa, che quella era un'azione che l'abbiamo studiata in allenamento. Era davvero una pennellata ed è valsa allo scudetto, perché quel giorno, 12 aprile del 1970, il Cagliari è diventato matematicamente campione d'Italia. Un sogno, come lo ricordi? No, un sogno che sembra per noi, come vedi, sembra ieri, guarda, che l'abbiamo vinto, perché il gol che ha fatto è stato su questa porta qui, quella più vicina alla piazza Scopigno. È stata un'emozione, guarda, che siamo ancora, per me siamo ancora in festa, guarda. Ho avuto la fortuna di giocare anche al suo fianco e di allenarmi per 3-4 anni con lui, quindi mi è servito per la mia carriera. Poi sapete tutti, mettere la maglia dopo che lui ha smesso è stato molto pesante per me e per Virdis, però penso che alla fine ce la siamo cavata tutti e due ragazzini in cerca di gloria che alla fine l'hanno trovata. Dimmi. Adriano Reginata, a parte il record che ormai è una cosa tutta tua, raccontalo un attimo questo record. Dunque è di 712 minuti, resiste ancora perché ora i tempi è più a parte che erano 16, ma anche ora è più difficile batterlo perché ci sono altre regole. I portieri, poverini, prima non c'erano i 7 minuti in più, non c'erano i rigori che danno adesso, che basta che il portiere vanno a toccare il portiere per farsi dare rigore, insomma è difficile, è stata, ma comunque diciamo subito che se ho fatto quel record ci ho messo qualcosa, ma il merito è della squadra, ragazzi. Ecco, questa è la festa. Questa è la cosa più importante che voglio far sapere. Senti Adriano, questa è la festa del Cagliari all'Ansiccono, un murale che ricorda Gigi Riva ma ricorda anche tutti voi. Qual è il tipo di sensazione? Ma guarda, io sono ancora emozionato e so che Gigi questo se lo meritava e molto, perché sì, senza la squadra Gigi non poteva fare questo, ma anche la squadra senza il Gigi che rifiniva il gioco meraviglioso, perché io di tutte le panchine che ho fatto tutti gli anni la panchina, perciò posso dirlo più tranquillo di tutti, non hanno mai sbagliato quasi nulla, nemmeno a Palermo quando abbiamo perso 1-0, che è successo quel disastro di Scopigno, nemmeno lì, anche perché hanno dato quello che potevano, perché erano mezzi influenzati tutti, insomma è stata una disgrazia lì, ma neanche lì hanno sbagliato, perché ce l'ha rovinato un segnaline la partita. Dai. Auguri Adriano. Prego, ciao. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità.
Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, buonasera, siamo in una delle bomboniere culturali della città, siamo al Teatro delle Saline, la compagnia Croama, sono col direttore artistico Lelio Lecis. Lelio, dal 1985 voi proponete, siete sulla breccia con la stagione del teatro contemporaneo, poi avete aggiunto anche Famiglia a Teatro che si apre peraltro domenica mentre la stagione è mercoledì. Proviamo a ripercorrere questi due appuntamenti. Sì, intanto una premessa, noi esistiamo dal 1977 ma prima facevamo solo produzioni, cioè eravamo una compagnia di produzione. Dall'85 ci siamo trasformati in teatro che fa anche rassegne con artisti ospiti, quindi non solo con i nostri spettacoli. Quindi è dall'85 che la stagione del teatro contemporaneo va avanti. L'altra stagione, quella di Famiglia Teatro, è nata nel 2001, se non sbaglio, e quindi ha più di 20 anni anche quella, che è anche aumentata, sono aumentati i giorni perché c'è molta richiesta, perché è molto gradito, non vengono solo famiglie con bambini, vengono anche famiglie senza bambini, nel senso che anche gli adulti spesso trovano ristoro nel vedere magari storie che non sono di grande impegno culturale, sono storie diciamo che gli piacciono, no? Che hanno una semplice comunicazione, ovviamente perché sono adatti anche ai bambini. Questi di Famiglia Teatro avranno un pre-spettacolo prima, che C'era una volta Ulisse, che quindi c'è anche l'Odissea nei pre-spettacoli, e questo progetto è curato e anche interpretato da Elisabetta Podda, che è un'attrice storica della Croama, accompagnata da un musicista che è Roberto Palmas, che è un musicista insomma di grande valore, di grande qualità. Mentre la stagione del teatro contemporaneo, l'abbiamo già detto, ha come pre-spettacolo i racconti di Dino Buzzati, che è un caposaldo della letteratura italiana contemporanea. Quando si parla di Buzzati, che peraltro arriva dopo lo scorso anno, avete fatto un altro grande autore, chi era? È Tabucchi. Ecco. Tabucchi, fantastico Tabucchi. Ecco, sì. Allora, ecco, c'è una linea conduttrice, da direttore artistico può raccontarcela? Certo, noi andiamo su grandi scrittori, che sono, allora, Dino Buzzati lo conoscete tutti, Tabucchi forse un po' meno, ma solo perché Tabucchi poi si è trasferito in Portogallo, è una moglie portoghese. Ha fatto sostiene per sì, è anche il più grande traduttore di Pessoa, che io ho già fatto, per cui è diciamo un grande della letteratura italiana
E tutte e due però, sia Buzzati sia Tabucchi, raccontano storie molto contemporanee in cui la gente si rispecchia. La stagione? Sì. La stagione diventa importante, lo ha sottolineato la Presidente della Commissione Cultura del Comune di Cagliari, Enrica Nedda, diventa importante anche per un'offerta che in una città come il capoluogo regionale cresce di anno in anno. In che modo riuscite a fidelizzare, a tenere vicine le nuove generazioni? Beh, con progetti non univoci, con progetti che spaziano. Alcuni spettacoli possono piacere più a una categoria di persone, altri più comunicano più che piacere, non mi piace piacere, cioè comunicano più a una categoria, comunicano più a un'altra, comunicano più a persone mature, comunicano più ai giovani, quindi questa ricchezza di proposte è una cosa molto gradita. Noi oltretutto facciamo anche quel festival, un Eurofestival, dove la gente viene veramente con pochi soldi, ed quello è un altro progetto che è di attrazione verso il teatro per chi pensa che il teatro è troppo costoso e non ci va per quello, oppure noioso. Bene, il teatro non è noioso. Ripartiamo proprio dal ricordare che domenica si apre Famiglia Teatro, che mercoledì stagione del teatro contemporaneo, anche per dire che si ha il riferimento appunto non solo per i cittadini amanti del teatro, ma si cerca di educare, di formare i ragazzini, perché fate un lavoro con le scuole. Come possiamo riassumere questa vostra mission? La mission, la mission è avvicinare quanta più gente possibile al nostro linguaggio, al teatro, diciamo. E ci riusciamo bene perché anche per i bambini, spesso per i bambini si fanno spettacoli tipo, insomma, un po'... noi facciamo grandi spettacoli, perché Alibaba, Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Soldatino di Piombo, sono dei grandi spettacoli, anche con grandi investimenti economici da parte nostra, spesso più che per gli spettacoli per adulti, per cui raccontano delle storie molto molto belle, che incontrano il gusto non solo dei bambini ma anche dei genitori e degli adulti, perché poi sono i genitori che portano i bambini a teatro. Allora, abbiamo due grandi compagnie, tra le tante, cito un po' così, Bologna, Palermo. Cos'altro possiamo dire di questi vostri partner, alcuni da tanto tempo? Sì, Bologna ci conosciamo da 40 anni, Palermo forse 30. Bologna è il miglior teatro contemporaneo di Bologna, i teatri di vita. Sono spettacoli spesso particolari, spesso un po' come me, politicamente un po' scorretti, però sono spettacoli di grande spessore culturale e anche immaginifici. Okay? Palermo normalmente propone degli autori contemporanei sconosciuti. Okay? 3 anni fa, per esempio, abbiamo ospitato uno spettacolo scritto dall'attuale premio Nobel e l'hanno fatto loro. Hanno un ottimo occhio per capire le drammaturgie importanti. Questo del Teatro Libero di Palermo, e quest'anno il loro spettacolo è su un drammaturgo contemporaneo siciliano molto interessante, che è Marinelli. Insomma, in bocca al lupo, direttore. Sì, che il lupo resti sano però. Che tu non lo sai che spesso mi chiamano il lupo? Enrica Nedda, Presidente della Commissione Cultura del Comune di Cagliari. L'offerta dell'Acroama si conferma con 2 stagioni importanti, quella del teatro contemporaneo e quella di Famiglia e Teatro. Qual è la valenza delle 2 proposte artistico-culturali? Beh, sicuramente la rassegna dell'Acroama qua al Teatro delle Saline è un elemento fondamentale, un pilastro dell'offerta culturale dell'attività della città di Cagliari. Queste rassegne si ripetono ad ogni stagione, quindi rappresentano per tutti gli appassionati del teatro un punto di riferimento. In particolare credo che sia importante la rassegna che si tiene la domenica pomeriggio per le famiglie e per i bambini, perché riuscire a portare famiglie e bambini a teatro non è un'impresa
facile, ma è un modo per instradarli nell'apprezzare l'arte, la cultura, il teatro in particolare, che non è un'attività immediata da comprendere delle volte. Quindi complimenti all'Acroama che perseguita nel portare avanti questa rassegna per le famiglie e per i bambini. Importante anche ovviamente quella del teatro contemporaneo. Mi piace molto il fatto che ogni spettacolo sia preceduto da una lettura di Simeone Latini dei racconti di Buzzati, perché i racconti di Buzzati per me sono fra i più belli del mondo, e sono anche questi fra l'altro educativi per certi versi, oltre che fantasiosi. Quindi per Cagliari è molto importante, insomma sono molto felice di essere qui e grazie. Allora, lei ha citato prima, proprio per tornare ai racconti di Buzzati, uno stralcio di un suo racconto dove si pensa di poter frenare per legge la fantasia, il talento, la creatività, che invece sono il lievito della crescita, dello sviluppo sociale, politico dei cittadini. Perché l'ha emozionata questo passaggio? È un racconto che mi piace moltissimo, si intitola Era proibito e racconta appunto di una comunità, di uno Stato che vuole proibire la poesia e l'arte perché sono distraenti, perché non sono efficaci ai fini dei guadagni, della produzione, però non ci riesce, perché alla fine tutte le persone, compresi anche i bambini, la prima che si ribella è la bambina, la figlia del ministro, che si mette a guardare la luna la notte, e poi si scopre che anche tutti gli altri impiegati del ministero in realtà di nascosto leggono poesie, scrivono poesie, ecco, perché l'essere umano ha bisogno di poesia, ha bisogno di spirito, ha bisogno di fantasia, ed è questa la ragione per la quale dobbiamo continuare a fare arte e cultura in una città senza farci fermare da tanti che pensano che siano cose superflue. Non sono cose superflue, l'essere umano non può vivere senza la poesia. Marina Mura, neopresidente della compagnia Acroama, dopo tanti decenni di rassegna, adesso si riparte domenica con Famiglia Teatro, a seguire con la stagione del teatro contemporaneo. Dal punto di vista dell'amministratrice, cosa significa essere sempre presenti sulla scena teatrale cagliaritana in prima fila? Allora, intanto fatemi dire che non so se sia questo nuovo incarico sia da avere i complimenti o il rammarico, perché non è sicuramente facile diventare presidente di un'associazione culturale in questo periodo. Per me comunque è un grande onore. Io lavoro quasi da 30 anni in Acroama e quindi è stata una mia crescita personale e professionale. Siamo sempre qui. Sono stagioni, può sembrare un lavoro ripetitivo, ma non lo è, anche perché comunque il teatro è sempre nuovo, propone sempre cose nuove, magari sempre all'insegna di una linea guida costante. La nostra è la contemporaneità, però cerchiamo sempre di attingere sempre a nuovi stimoli. Massimo Mancini, direttore generale e direttore artistico di Teatro di Sardegna. Una presenza nella stagione del teatro contemporaneo dell'Acroama qui al Teatro delle Saline che ha un significato, qual è? Ma intanto si ripete già dal secondo anno, quindi l'anno scorso con un testo di Lucia Calamaro, quest'anno invece torniamo con un lavoro a quattro mani di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro. È un testo che riflette sul senso della vita, cioè per quale motivo vogliamo vivere, qual è il senso che troviamo. La cosa interessante è che non è solo una drammaturgia scritta, ma una drammaturgia che si costruisce insieme agli spettatori che verranno a vedere lo spettacolo. A tuo avviso, da cittadino, ancora prima che da addetto ai lavori, che significato hanno queste due rassegne che l'Acroama produce, gestisce, porta avanti da decenni? Diceva prima Lelio Leccis, la prima nel 65, forse... 85. La rifaccio Antonio. Allora, ancora prima che da addetto ai lavori, che significato ha verso l'esterno la riproposta, diceva il direttore della compagnia Acroama, dal 1985 di queste rassegne? Cioè devono avere una loro vitalità, un filo conduttore, delle linee, chiamiamole editoriali. Qual è il significato? Ma secondo me la parola chiave in questo contemporaneo, cioè la riflessione su cosa significa oggi inventarsi, creare qualcosa che è collegato con il quotidiano, con l'esistenza. Tra l'altro è un teatro anche più facile da capire per tutti, perché
tutti abbiamo i riferimenti, cioè tutti il contemporaneo lo viviamo. Poi con la speranza che anche quello che noi realizziamo oggi un domani sarà tradizione, cioè la tradizione almeno per un attimo è stata contemporanea a qualcosa. Rapidissimo, perché uno deve venire a vedere il tuo spettacolo? Proprio perché comunque si inserisce in questa riflessione che tutti facciamo, qual è il nostro senso, qual è il senso perché siamo oggi al mondo e qual è il senso che ci dà la possibilità, la forza di anche continuare ad andare avanti il domani e poi per passare sicuramente una serata piacevole e stimolante. Oltre 220 miliardi di euro di valore della produzione generati da 1,2 milioni di imprese e 1,5 milioni di addetti. Sono i numeri che fanno dell'agri-food italiano uno dei comparti produttivi più rilevanti dell'economia nazionale e un assoluto protagonista nel contesto dei principali produttori europei. Sul tema si è svolto a Cagliari il Forum Food Experience organizzato da Unicredit in collaborazione con Garanzia Etica per ragionare sulle strategie di sviluppo di un settore che ha un importante impatto sull'economia del territorio. Secondo un report di Studio Prometeia, l'agri-food dell'isola rappresenta il 4,1% delle imprese e il 3,6% degli addetti del settore regionale. Buyer provenienti da Francia, Germania, Spagna, Danimarca e Romania hanno partecipato al B2B Italian Experience organizzato da Unicredit per facilitare nuove partnership commerciali internazionali per le imprese sarde del settore. Per questa ragione Unicredit, con Garanzia Etica, in un momento di discontinuità dello scenario macroeconomico, ha inteso rilanciare il dibattito su prospettive e opportunità delle imprese sarde dell'agri-food con un forum dedicato che ha coinvolto esperti e imprenditori del settore per stimolare il confronto e individuare strategie di sviluppo percorribili. L'incontro rientra nell'ambito dell'Italian Experience, un ciclo di forum locali settoriali organizzati da Unicredit a supporto delle imprese nei settori tradizionali del Made in Italy. Il Made in Italy a portata di mano, un grande progetto di Unicredit, ne parliamo con chi è responsabile dell'istituto, regional manager per il centro Italia. La Sardegna in che stato di salute può essere valutato dal suo osservatorio? Ma la Sardegna è un territorio complesso, è sempre più promettente nelle geografie del turismo, della centralità delle infrastrutture anche portuali che si stanno muovendo e aprendosi al mercato. C'è un dato che presentiamo oggi che ci sembra molto interessante: tipicamente le imprese si internazionalizzano in misura proporzionale alla loro dimensione, viceversa, e raggiungono mercati tanto più lontani quanto più sono grandi. Viceversa, l'export agroalimentare in Sardegna ha avuto una dinamica molto positiva nell'ultimo anno, parliamo di un più 20%, e raggiunge il primo mercato gli Stati Uniti, e tra i primi mercati ci sono Canada e Giappone, che per la dimensione piccola e in generale delle imprese italiane, ancora più piccola mediamente qui in Sardegna, è un dato sicuramente positivo. Altro dato positivo, la crescita del livello di occupazione, che cresce a un livello superiore all'Italia, non raggiunge ancora la media italiana, ma è comunque un dato positivo. Così come, diciamo, gli indicatori complessivi che Banca d'Italia stima circa la ricchezza, che comprende non soltanto la produzione di reddito ma anche la valorizzazione del patrimonio. Questa è una regione dove c'è una certa resilienza, una valorizzazione del territorio che consente alle famiglie consumatrici di vedere non depauperato il livello di valore del loro patrimonio. Altro dato relativamente positivo, insomma, noi estendiamo credito e almeno fino a giugno abbiamo visto delle dinamiche positive superiori alla media del resto d'Italia. E prima di parlare con il padrone di casa, in chiusura di questo convegno che è stato importante soprattutto perché ha affrontato temi che riguardano un mercato in salute, quello dell'agri-food. È sicuramente un mercato che in questi ultimi anni ha dato ottime soddisfazioni a tutta la filiera, è un mercato che bisogna preservare perché i mercati purtroppo cambiano e prendono delle direzioni diverse e noi dobbiamo essere pronti ad anticipare queste direzioni e quindi operare in maniera, come dire, costruttiva per evitare, insomma, scossoni. In questo momento i mercati hanno raggiunto livelli di prezzo altissimi,
mai visti prima, c'è stata una piccola flessione che è anche normale ci sia, dove ovviamente si devono consolidare appunto dei prezzi e dei mercati. Qual è il segreto, Presidente Mauddi, dell'aumento vertiginoso del valore del pecorino romano? Ma sicuramente abbiamo incontrato una congiuntura favorevole. In questi ultimi anni sono state esitate la maggior parte delle scorte che di fatto creavano problemi nella gestione delle vendite normali. I mercati hanno risposto in maniera molto positiva, le mode per esempio ci hanno aiutato tanto, oggi non c'è paese al mondo che non conosca la carbonara o la cacio e pepe, e questo ha fatto sì che questo prodotto venisse ancora di più apprezzato e ancora di più distribuito appunto nel mondo. Alla fine di novembre concluderà il suo secondo mandato al vertice del Consorzio di tutela del pecorino romano. Quanto sono stati diversi in termini di esperienza questi anni? Ma sicuramente questi ultimi anni sono stati anni molto intensi a livello promozionale. Il Consorzio in questi ultimi 5-8 anni ha investito oltre 15 milioni di euro nei mercati internazionali. Oggi abbiamo progetti che interessano il mercato americano, il mercato italiano, il mercato tedesco, il Giappone, la Svizzera e il Regno Unito, e sono tutti mercati che stanno dando delle soddisfazioni. Però è importante appunto puntare molto sulla promozione, perché di fatto questo è un prodotto che comunque viene apprezzato nel mondo e ovviamente però bisogna farlo conoscere. E pensare che un tempo il pecorino romano veniva utilizzato dal mercato americano esclusivamente per insaporire gli altri alimenti. Questa è una cosa vera e addirittura c'è un aneddoto dietro questa storia. Pensate che il pecorino romano era così salato in passato proprio perché gli americani volevano fosse salato, perché di fatto, l'abbiamo capito dopo, queste percentuali di sale favorivano, o meglio facevano sì che questo prodotto venisse utilizzato di meno in una miscela di altri formaggi insipidi. Nel momento in cui noi abbiamo incominciato ad addolcire questo prodotto sono aumentate anche la quantità delle richieste e di conseguenza abbiamo poi incrociato delle domande che prima non era possibile incrociare. Però bisogna dire che la tecnologia, la ricerca hanno fatto sì appunto che questo prodotto cambiasse un po' aspetto, e oggi insomma possiamo sicuramente dire che dà delle soddisfazioni a tutto il comparto. Ed eccoci con Enrico Gaia, che ha organizzato questo appuntamento che riguarda uno dei settori più vitali dell'economia della Sardegna. Sì, certo, l'agroindustria per noi deve essere un settore trainante, soprattutto per quanto riguarda le cantine e i caseifici. In un momento in cui il PIL, una delle poche attività col turismo, sta andando avanti, vogliamo aiutare i nostri imprenditori a assisterli nel credito, nella ricerca del credito, ma soprattutto assisterli nei piani di sviluppo e nel creare le filiere, perché riteniamo che sia fondamentale passare da uno stato di disaggregazione degli imprenditori a uno stato di filiera che potrà portare grandi risultati. Come si può affrontare il mondo di oggi con il lievitare del costo della moneta? Molto importante questa domanda, perché gli imprenditori non erano pronti a un rialzo dei tassi incredibile come se è stato. 8 anni, 10 anni di tasso costante aveva permesso di fare determinati investimenti senza considerare la variabile tasso. Adesso invece è importante considerare la variabile, soprattutto quest'anno e il prossimo semestre, dove non è ancora previsto un decremento degli interessi. Quindi dovremo assisterli maggiormente per assisterli nella programmazione finanziaria, perché il costo tasso è diventato un costo molto importante. Qual è la reazione delle banche a questo momento difficile delle imprese? Le banche stanno stringendo, i dati nuovi di Banca d'Italia dicono una riduzione del tasso di concessione del credito, che sommato all'aumento del tasso di interesse porta a un problema di nuovo di credit crunch. Ce ne eravamo un attimo dimenticati col periodo Covid e guerra, dove c'erano stati tanti sostegni al finanziamenti, stiamo ritornando al credit crunch. Per questo bisogna studiare dei prodotti, così come stiamo facendo con Unicredit e con altre banche, per sostenere i nostri imprenditori
imprenditori in un momento che l'accesso al credito ridiventa difficile. Nel corso del convegno è emerso che ci sono paesi importanti dell'Europa che stanno partecipando a questo progetto che riguarda la filiera alimentare. Sì, noi eravamo il secondo paese in Europa come produzione, siamo stati superati dalla Germania. La Francia rimane sempre la prima, la struttura del mondo agricolo in Francia è veramente importante. Noi eravamo i secondi, siamo stati sorpassati dalla Germania. È fondamentale che riprendiamo le nostre posizioni, soprattutto con un posizionamento di fascia alta e di fascia strutturata, prima che arrivino i paesi dell'est che con gli incentivi maggiori possono prenderci fasce di mercato. Abbiamo visto tra gli ospiti di questo convegno il Consorzio del Pecorino Romano, i suoi vertici, che è il maggiore esportatore della Sardegna. Se escludiamo il petrolio, il formaggio Pecorino Romano ha battuto tutti in Italia. Sì, è battuto tanti, dicevano appunto durante il convegno che quest'anno è ancora incrementale. stanno cercando e dobbiamo assisterli in questo, nel migliorare la percezione di tale prodotto e farlo un prodotto di fascia alta e di elite, così potranno aumentare la marginalità di questo prodotto che ci caratterizza per l'esportazione. Presidente Gaia, stanno partendo i titoli di coda della trasmissione. Un'ultima domanda: come è cambiato il vostro modo di lavorare in questi ultimi anni? Sì, noi prima facevamo garanzie, eravamo considerati il consorzio leader per le garanzie, uno dei primi in Italia. Adesso le garanzie, con l'avvento delle garanzie pubbliche, abbiamo dovuto rivedere. Adesso facciamo assistenza, consulenza e sostentamento alle nostre imprese. È un'attività molto più completa di supporto alle aziende a 360 gradi e non solo per le garanzie. E questo in campo nazionale? Questo in campo nazionale, stiamo avendo grandi successi, continuando ad avere successi in Sardegna, però in campo nazionale in alcune piazze stiamo diventando il consorzio di riferimento. Un'ultimissima cosa: quando vi chiama il cliente disperato che ha bisogno d'aiuto, come rispondete? Ci siamo. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.